Oggi è arrivata una nota in merito al cartello sociale, alle continue problematiche sulla sanità che voi avete sollevato. Ricordiamo che per lei, insieme alle altre componenti sindacali con la Chiesa, con Don Mario Sorce, avete attenzionato tanto il problema. Sì, abbiamo sostanzialmente denunciato quello che tutti i cittadini ogni mattina scoprono, l'impossibilità di avere un servizio sanitario efficiente, un servizio sanitario che cura le persone, che anche dal punto di vista burocratico riesca a fare bene. Non è un caso che una manifestazione promossa dal cartello sociale, partecipata da diverse migliaia di persone, siamo andati più o meno con una presenza di più di 3.500 persone in una manifestazione quasi improvvisata. Questo dimostra l'esigenza di porre un accento. Non ci possiamo accontentare della giustificazione non ci sono medici, è un problema che non ci sono medici, è un problema di cui la politica deve fare il mea culpa e soprattutto deve porre rimedio, ma c'è anche un problema di organizzazione del lavoro, perché ci sono delle condizioni e delle situazioni tali che fanno davvero rabbrividire. Noi è da 2 anni che poniamo il problema delle commissioni invasi civili. Stiamo valutando cosa fare, abbiamo scritto già al Presidente della Repubblica, però qui l'ASP non si muove. Un malato non può accedere a determinate cure e non può accedere anche a determinati vantaggi perché le commissioni per accertare l'invalidità civile ad Agrigento hanno un ritardo ormai che va dai 13 ai 15 mesi. È uno scandalo, aggiungo, è una vergogna. Ci sono le risorse a disposizione per l'abbattimento delle liste di attesa, ma da 2 anni queste risorse non vengono utilizzate. In un primo momento 2 anni fa avevamo proposto di consentire ai medici o ai lavoratori di fare dei progetti straordinari fuori l'orario di lavoro. Questo ci ha consentito in 6 mesi di abbattere 2 anni di arretrato. Poi a quei lavoratori non li hanno pagati, costringendoli ora a dire le vie legali, andremo davanti al giudice, e soprattutto non c'è più disponibilità, visto l'incapacità di questa azienda di mantenere fede ai propri impegni, di fare l'abbattimento delle liste d'attesa.